parte della classifica in palio quest'oggi al Taliercio di Mestre nella prestigiosa sfida tra Venezia e Bologna. Paiola ad attaccare, Dunston, riapertura nell'angolo per Shengelia che prova ad aprire il campo e ci riesce. Recupero di Bologna che vola in contropiede proprio con Daniel Hackett e allora arriva il time out di Neven Spacchia. Ha cambiato anche Spacchia con l'inserimento di Heidegger e di Jordan Parks. Il post di Shengelia contro Wilshere, pesca Zizic con una perla. De Nicolau per Wilshere che prova ad andare in avvicinamento, poi col piede perno riesce a trovare il pertugio giusto. Lundberg, blocco con Zizic che vola a schiacciare. Non riceve però l'assist di Nicolau, la Virtus a tutto campo con Polonara, 5 di fila per Achille Polonara, costretto al time out. Spacchia. Hackett, 5 secondi per andare al tiro, deve andare in emergenza Hackett, c'è spazio per il tiro dai 6,75. Anche Hackett di certo lo lesina personalità. Va fino in fondo, Spissu con la mano sinistra, Kabengele a rimbalzo di forza, canestro e fallo di Mifiondo Kabengele. È Bologna che la fa da padrona in tutti i sensi. Shengelia si apre con il pop-up in angolo, pescato proprio da Mascolo. Dobbiamo iniziare a essere più incisivi e più aggressivi dalla difesa, partire dalla difesa, poi dopo in attacco siamo una squadra di talento, se giochiamo di squadra possiamo fare tranquillamente 100 punti a partita, però il nostro segreto deve partire tutto dalla difesa. Parks contro Bellinelli, passaggio maldestro di Parks, la palla nelle mani di Shengelia che va a schiacciare di nuovo il time out di Spacchia che arriva a metà campo. Tucker l'1 contro 1 del giocatore Orogranata, arrivano già con l'istant anche i difensori sul lato forte. Ray John Tucker di talento. Bellinelli l'uscita, di nuovo il consegnato con Dunston, poi riapre per Paiola, ricezione interna da parte del Pivotex FS Istanbul, va a realizzare con l'aiuto della tabella. Shengelia riesce a trovare Paiola fino in fondo ad appoggiare. Sims riapre, Spissu da 3 punti, il Ferro dice no, Sims dice sì. Banchi non vuole lasciare nulla di intentato, 4 punti consecutivi, time out. Prova ad andare fino in fondo, Brooks lo ferma, pesca Polonara, magia di Achille Polonara, canestro e fallo, andrà in lunetta anche col libero aggiuntivo. C'è spazio per Heidegger per tirare da 3 punti, va a realizzare. Adesso Zizic rimbalza una mano e canestro. Arriva lo scarico per Paiola contro Tucker, 3 secondi da 3 punti. Achille Polonara sbaglia, è pronto anche Avodou Abbas. A tutto campo Venezia, arriva Parks da 3 punti, frontale, meno 21. Rimane al secondo posto la Virtus dopo il successo per 89-70. Per noi stasera era vita o morte. Venivamo da un periodo di marzo molto difficile e oggi non c'era altro risultato che quello di portare a casa la vittoria in un campo difficile. Sappiamo che Venezia è una delle
pretendenti al titolo e abbiamo fatto un ottimo lavoro, dobbiamo continuare a macinare lavoro rimanendo umili e giocando insieme.